Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa ci aspetta nella giornata di martedì 4 febbraio e quali sono gli influssi che riceviamo dagli astri in questa giornata. Prima però vi invito come sempre, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, dove troverete tante cose interessanti tra la radiestesia, racconti di esoterismo di vita vissuta e anche le sibille, dunque diciamo che ve l'ho presentato. Bene, vediamo questo giorno dominato da Marte, dunque abbiamo una bella grinta oggi e ci servirà perché come sempre quando ci sono i giorni dominati da Marte abbiamo veramente tante cose da fare e la necessità comunque di imporci un pochino, di farci valere e oggi è possibile appunto che qualche attrito in più si possa manifestare, ma semplicemente sarà una nostra percezione, dovremo darci da fare senza scoraggiarci e collaborare. Ecco, questo è un po' l'input della giornata che infatti apre con la costellazione Bilancia, dunque è all'insegna dell'armonia, della collaborazione e sebbene possa portare qualche piccola problematica con figure autoritarie, possibilmente maschili. Dunque oggi dovremo dosare un pochettino di più la nostra capacità di diplomazia e intrattenere appunto dei rapporti in modo dimesso, cioè con l'atteggiamento collaborativo. Per quanto riguarda poi la giornata in sé, abbiamo un crescendo molto favorevole, soprattutto per quanto riguarda le questioni economiche. Oggi per esempio se qualcuno ha intenzione di acquistare casa fa bene a cercarla, ma mi raccomando deve essere una casa che effettivamente abbia un prezzo corretto. Però per quanto riguarda appunto le occasioni non mancheranno appunto occasioni fortunate, anche se dovremo comunque impegnarci e superare un po' di timidezza. Oggi è possibile infatti che durante le trattative avremo quel senso di soggezione che però, ripeto, con un fare collaborativo e diplomatico potremmo sicuramente portare a nostro vantaggio. Dunque oggi buone le transazioni, buoni i rapporti con gli altri, attenzione soltanto a qualche figura autorevole oppure attenzione a qualche preoccupazione legata ai figli, che possibilmente figli per chi ne ha, per chi non ne ha potrebbero essere intesi come attività che nascono da noi, tutto quello che sono i nostri progetti. Dunque oggi forse qualche spinta in più a dover imporre appunto la nostra visione, ma sempre, mi raccomando, con dolcezza, come vuole Bilancia. Questa giornata, ricordiamoci, all'insegna di Marte, comunque Marte è diciamo, l'amante maschile, la figura amata, passionale. Il Bilancia nasconde dietro Venere, cioè non è che la nasconde, appartiene all'influsso di Venere, dunque abbiamo i due amanti. È sicuramente una giornata che può dare molto sotto questo aspetto, può essere molto produttiva. Dunque cogliamo sicuramente le occasioni, ricordiamoci però di avere sempre un occhio di riguardo per i nostri collaboratori, per le persone che abbiamo accanto, per il partner per il quale potrebbe essere che oggi appunto ci sia un po' di affiatamento in più. In ultima analisi possiamo dire che è possibile che dovremmo fare qualche spostamento collegato appunto a questioni familiari. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci ritroviamo con le previsioni del 5 febbraio, mercoledì, e domani sempre alla stessa ora su questo canale. Vi ringrazio moltissimo e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano. Grazie di tutto e a presto.